La neve aveva ripreso a cadere lentamente e nella buia cucina la nonna era intenta a rimescolare la gialla polenta in una pentola ormai annerita e sfiancata dai quotidiani riti di sopravvivenza. Attorno al cammino, Salvatore e Giuseppe, festosi e incuriositi dal roteare del mestolo, macinavano impazienti il tempo, pronti ad assaporare il fragrante impasto. Al fine di mitigare la febbrile attesa, fra lo scoppiettio delle scintille che disegnavano strane parabole e figure, zia Antonia volle raccontare ai propri nipotini una storia tramandata dalla notte dei tempi, originatasi tanti e tanti millenni fa ed ambientata poco più in là, dove l'evaporare del fumo del caminetto intrecciava la quieta danza nevosa. C'era allora un luogo incantato, dove il sole sembrava non tramontasse mai, intento a riscaldare le meravigliose piante e i profumatissimi fiori che si specchiavano su generosi e limpidi torrenti, ostinati, a ogni sgravio di nuvole, nel levigare a saltelli alvei di memorie. Qui si abbeveravano e si specchiavano tanti animali di diverse specie, grandiose testimonianze del Creatore, così come le giadre volteggiavano delle strane creature alate dal viso umano, chiamate sorgenti, intente durante la giornata a godere delle bontà della natura. Regnava incontrastato il reciproco amore e si viveva nella massima concordia, immersi in un abbondante tripudio di colori e di frutti. Un giorno però, all'improvviso, ecco apparire da una profonda spelonca, accompagnata da uno stridore di catene, un orribile figuro, mai visto prima, dal viso scuro, completamente avvolto da un mantello rosso. Tutti gli animali, impauriti, scapparono via verso il proprio rifugio, seminando uno sciame di trafelati strepiti. Solamente le strane creature alate, le sorgenti, si avvicinarono incuriosite e si prostrarono dinanzi a quello che per loro appariva come una divinità. Era il fuoco che aveva fatto la prima comparsa sulla terra, bellicoso nel manifestare il suo spirito demoniaco e a demolire l'equilibrata perfezione del creato. Con gli occhi ribollenti, rivolgendosi alle sorgenti in maniera persuasiva e convincendola ad accettare in dono delle ampolle ripiene di un liquido vermiglio, raccomandò in modo imperioso: versatelo sulla montagna, cospargetelo sulle piante, in modo tale che possiate ottenere per sempre più frutti e ricchezze. Subito dopo, tutto a un tratto, così come si era presentato, il fuoco sparì, inghiottito dal ventre della montagna. Le sorgenti, incredule e un po' tremanti, ma allo stesso tempo bramose dal poter ottenere prodotti sempre più abbondanti, ignari di chi fosse realmente l'orribile figuro e quali fossero le sue vere intenzioni, spiccarono il volo e svuotarono il contenuto delle ampolle nei diversi versanti della montagna, che ben presto furono avuti da una paurosa e acre nube di cenere. Il sole si nascose e il cielo fu illuminato a rosso dalle divampanti fiammate ardenti e distruttrici, frustate alle loro spalle da un incalzante vento che le incitavano un passo più spedito e ingordo. All'alba tutto apparve nero e fumante, intriso da un'orrida e nauseabonda capa di morte. Non una pianta, non un animale, non un essere alato, anche loro pietrificati. Rimasero solo le nude rocce, enormi massi di pietra incandescente e niente più. Un tratto però, come d'incanto, da una fessura sul terreno sembrarono scaturire delle gocce d'acqua. Erano le abbondanti lacrime sgorganti dai lucidi occhi di Emiliano, uno degli esseri alati, rimasto miracolosamente in vita. Piangeva di rotto, mentre sommessamente, fiaccato dalle bruciature, soffocato dal fumo e ancor di più da uno spettrale silenzio, chiedeva perdono al Creatore per aver procurato tanto male. Promise, a nome e a memoria di tutti gli animali arsi nel rogo, di far erigere sulla sommità della montagna una grande statua,
e di onorarla perennemente. Così fece. Da allora, pur rimanendo sulla montagna le maestose e superbe rocce, piaghe sempre aperte visibili a tutti in segno di monito, si svilupparono nuovamente attorno ad esse rigogliose piante e intrepidi fiori, mentre il bosco si ripopolò di nuovi animali, gaudiosi nel contemplare la mano protettiva e ristoratrice del Cristo Redento. Solo una piccola radura, buia e mai riscaldata dai raggi del sole, laddove era sprofondato improvvisamente il seducente tentatore, permane ancora spoglia e arida, priva di qualsiasi testimonianza vegetale e animale. Le poche persone avvicinatesi sul posto raccontano, terrorizzate, di aver udito provenire dall'interno di un'infossatura del terreno assordanti lamenti, accompagnati da un fragoroso ribollire di liquido infernale, che ogni tanto risale e ricompare, pronto nuovamente, se raccolto da respiri malefici, a ingannare e annientare in maniera subdola. Il Creatore, in segno di ricompensa per il pentimento avuto dalla creatura lata, la trasformò in una splendida fonte, che ancora oggi, con il nome di Zauntana de Milianum, continua, seppure a volte stanca e dimenticata, a far sgorgare i rigogliosi zampilli, assieme a tante altre caritatevoli sorgenti adagiate sulle fresche valli del Monte Ortobene. La polenta era ormai cotta, riversata sopra un ripiano di legno per intiepidirla. Salvatore e Giuseppe, ancora turbati dal racconto della nonna, si sedettero a tavola, ringraziando devotamente il Signore per il cibo che si apprestavano a consumare. Quella sera, mentre le ultime brace rilasciavano ancora un lieve tepore, i due fratellini, pur infreddoliti, vollero rimanere più a lungo in compagnia della nonna, recitando assieme il Sacro Rosario e invocando la Madonna, affinché allontanasse altre tentazioni del diavolo. Si ritrovarono l'indomani sul loro letto, immersi e rannicchiati fra le calde coperte, ognuno rivolgendo i propri piedi sul viso dell'altro. Fuori continuava a nevicare. Un gran manto di morbida e soffice neve aveva già imbiancato e rivestito i fianchi e i crinali della montagna, pronta, ai primi tepori primaverili, a nutrire scroscianti e benedette polle d'acqua.